Buon pomeriggio, bentrovati a questa diretta che andrà in onda per le prossime 2 ore sui canali del PRC del Veneto, delle varie province. Per iniziare vi presenterei oggi i nostri ospiti che compariranno adesso intorno a me. Cecilia De Panz, segretaria generale della FILCAMS CGIL del Veneto, Andrea Gambillara, segretario generale della FLAI CGIL del Veneto, Antonio Silvestri, segretario generale della FIAM del CGIL del Veneto, e Paolo Benvenu, segretario generale del Partito della Rifondazione Comunista del Veneto, che ha l'onore e l'onere di aver organizzato questa conferenza e che chiuderà l'incontro di oggi. I 3 segretari regionali della CGIL ci porteranno le loro testimonianze sullo stato delle cose per quanto riguarda le loro rispettive categorie, cercando anche di delineare una prospettiva di futuro per la ridefinizione di quelli che saranno i settori produttivi e l'impatto che questa pandemia avrà sul sistema economico nella nostra regione, senza dimenticare la salvaguardia della salute e dell'integrità del futuro delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentano. Ieri Zaia ha dichiarato che per lui è meglio convivere con il virus piuttosto che riaprire quando il mondo produttivo veneto sarà morto, impostando così una via veneta alla fase 2 che porterebbe alla riapertura di tutte le attività produttive a partire dal 4 maggio, con aperture parziali fissate sia per il 20 che per il 27 aprile. La Regione punta tutto su un progetto pilota che coinvolgerebbe 20 aziende per un totale di 3.000 lavoratori, utilizzati per stilare un manuale sulla gestione del virus. Ma ha senso iniziare già a parlare di una fase 2 quando i contagi in Veneto sono ancora al più 2,6%? Questo è un dato di ieri rispetto al giorno precedente. Durante l'incontro regionale di ieri, la CGIL, assieme a CISL e UIL, ha ribadito l'indisponibilità ad avallare fughe in avanti che non tengano presente che il Veneto è e continua ad essere la 4ª regione per numero di contagi. Non possiamo dimenticare che sono 15.374 e 1.026 decessi, con 384 nuovi contagi individuati nella giornata di ieri. Questo soprattutto se si tiene conto che aziende e luoghi di lavoro, così come i trasporti pubblici che portano i lavoratori da una parte all'altra della regione, rischiano di essere facili luoghi di contagio, soprattutto per la scarsità dei dispositivi di protezione individuale presenti sul territorio e utilizzabili al di fuori dei luoghi di cura, dove la loro occupazione dovrebbe essere primaria. L'emergenza sanitaria è ancora in corso e fissare date potrebbe essere un azzardo che pagheremmo caro. In ogni caso, non si può tenere presente che 883.000 cittadini veneti appartenenti alle categorie cosiddette essenziali sono già al lavoro, senza che per ognuno di loro sia disponibile la totalità dei dispositivi di sicurezza personale necessari. Forse si dovrebbe prima parlare di questo, per definire meglio come sarà possibile lavorare tutti in sicurezza piuttosto che puntare a fare a gara con le altre regioni su chi riapre prima. Durante l'incontro di oggi vorremmo anche ragionare sulla totalità del mondo del lavoro e dei cambiamenti a stretta, media e lunga gittata che questa crisi porterà all'intero apparato produttivo. Sarà inoltre possibile modificare i rapporti di forza e le dinamiche produttive presenti. Sarà possibile una riflessione e un'azione reale sul funzionamento del sistema produttivo generale? Sono tanti gli interrogativi che ci si può porre di fronte ad una realtà come quella che si sta definendo in questo periodo e oggi insieme vogliamo fare sia il punto della situazione attuale della nostra regione che immaginare quali scenari futuri ci aspettano. Incominciamo a parlarne con Cecilia De Panz, segretaria generale della FILCAMS del Veneto, categoria che comprende commercio, turismo e servizi. Buongiorno a tutti. Cerco di fare un po' il punto della situazione presente e le prospettive rispetto ai miei settori. I miei settori sono dei settori molto parcellizzati, parliamo delle realtà piccole, piccolissime, ma anche di realtà grandi e io l'ho organizzata un po' questa breve relazione suddivisa in 3 punti. Il primo è un focus sul contratto del commercio, sui lavoratori del commercio. Se devo suddividere un po', io direi che per quanto riguarda i lavoratori del commercio, 1/3 sono rimasti al lavoro, perciò le imprese 1/3 sono rimasti al lavoro, mentre 2/3
effetto coronavirus, hanno chiuso immediatamente, hanno chiuso tutti i servizi, hanno chiuso i negozi di moda, hanno chiuso un po' tutti i negozi, sono rimasti aperti solo i negozi alimentari e diciamo quelli legati all'elettronica, ma in modo parziale. Che cosa si può dire rispetto a questi negozi? Alla situazione, prima di tutto una grande preoccupazione, perché all'inizio, penso come ovunque, non eravamo preparati a gestire un'emergenza sanitaria di così grande portata, e perciò non c'erano i dispositivi di sicurezza, non eravamo in grado di tutelare la salute dei lavoratori. E specialmente i lavoratori del settore alimentare si trovavano a essere aggrediti da una richiesta di cibo, perché veniva spontaneo con la paura rivolgersi ai supermercati, ma senza avere le protezioni di sicurezza. Diciamo che pian pianino con la nostra azione siamo riusciti a gestire questa prima fase, garantendo nella maggior parte dei casi, non dico immediatamente, ma man mano che passavano i giorni, le dotazioni di sicurezza essenziali, le mascherine, il gel, i guanti per questi tipi di lavoratori. Come siamo messi adesso nel settore del commercio? Diciamo che stiamo affrontando una fase intermedia, non siamo ancora in fase 2, ma una fase intermedia che prevede che non apriamo ancora ai negozi che sono chiusi, ma addirittura quelli che erano aperti, e parlo degli alimentari di grandi superfici, i grandi iper, stanno andando in sofferenza. Stanno andando in sofferenza perché questi negozi, che venivano fuori già da una crisi economica, perciò erano stati interessati fortemente in crisi da politiche sbagliate, politiche che organizzavano il lavoro su 7 giorni con le aperture domenicali, che ha fortemente inciso sia sull'organizzazione del lavoro e sul costo dell'organizzazione del lavoro, adesso si ritrovano in crisi perché grandi superfici per la metà chiuse, perché tutti i reparti che non sono alimentati sono chiusi per motivi di sicurezza, non riescono a mantenere un equilibrio economico. Perciò ci ritroviamo anche per i negozi alimentari a dover affrontare procedure di cassa integrazione. Nel nostro settore, in questo settore, le domande ad oggi, le domande per ammortizzatori sociali sono state più di 16.000, per un totale di più di 42.000 lavoratori. Non abbiamo degli ammortizzatori forti perché il decreto non ha permesso di utilizzare per le nostre aziende la cassa integrazione straordinaria, che era un ammortizzatore sociale che comunque le aziende avevano già. Non abbiamo la CIGO, perciò l'unico strumento a disposizione per tutti i lavoratori del commercio che hanno la necessità di utilizzare un ammortizzatore sociale è solo quello della cassa integrazione in deroga, che non prevede l'anticipo da parte del datore di lavoro. Perciò tutti questi lavoratori sono in attesa di una parte economica. Per il momento l'INPS non ha ancora pagato gli ammortizzatori sociali, si spera a breve, perciò sono sospesi tra lavoro e mancanza di reddito. Per giunta l'attenzione porta le persone a rivolgersi continuamente nei negozi, perché una mancanza di comunicazione con gli altri, una mancanza di socializzazione li porta ad andare più spesso nei negozi, oltre il necessario, e questo crea anche una emergenza alimentare della serie. Qui noi stiamo parlando di un'emergenza sanitaria, ma se si stressano i negozi presenti ancora aperti, c'è il rischio di creare anche un'emergenza alimentare. Poi ne parlerà Andrea Gambillara. Quello che è di fatto è che alcuni prodotti nei negozi tendono già a mancare. Non ci sono queste paure se tutti utilizzassero un po' di criterio, però in presenza di una situazione così complessa è logico che ci possono essere anche
diciamo delle derive, ecco. Per quanto riguarda invece, andando avanti, i negozi chiusi, prima si è parlato già come ha detto Zaia, della fase 2 per noi, per i negozi, e ancora la vediamo ancora lontana la fase 2. Dall'ultimo decreto di Zaia aveva permesso l'apertura alle librerie qui in Veneto per 2 giorni. Queste ancora non sono aperte perché prima si devono mettere in sicurezza i locali, prima si deve pensare a organizzare in sicurezza l'entrata delle persone e poi eventualmente si può parlare di apertura al pubblico. Rispetto a questo comunque dovremo già definire uno scenario che sarà diverso da quello precedente. Se c'è bisogno anche di un distanziamento necessario, dovremo anche rivedere i luoghi in cui ci sono i negozi, e viene da pensare che i centri commerciali forse non sono i più adatti. Quello che succederà sicuramente è che le aziende ci stanno già pensando. Abbiamo già delle catene come H&M, un noto marchio, che ci ha già comunicato che non riapriranno 7 di questi negozi. 2 sono in Veneto, una a Bassano e una a Vicenza. Quello che ci stiamo interrogando è frutto di una crisi economica che gli ha portato a perdere parecchio e a distruggere una collezione, quella che doveva uscire in questo periodo nei negozi, o è il frutto di un ragionamento che i centri commerciali devono pian pianino essere abbandonati per ritornare alle città, ai centri cittadini, perché comunque locali differenti e c'è più la possibilità di accedere rispetto a un centro commerciale dove ci possono essere degli intasamenti. Sono degli interrogativi che ci stiamo creando. Certo è che noi siamo sicuri che quando si riaprirà, quando riapriranno le catene, comunque tante aziende non apriranno. Tante aziende non apriranno perché queste aziende vengono fuori già da una crisi economica, quella passata, che avevano pian pianino stavano risalendo la china, e questo colpo ulteriore porterà molte aziende a portare i libri in tribunale. Noi abbiamo già 2 casi importanti, come l'azienda della Combipel, che sono 1200 dipendenti in Italia, che ha chiuso definitivamente chiedendo il concordato preventivo, poi si spera in un nuovo acquirente, come anche l'azienda Scarpe, sono tutte e 2 aziende con sede in Piemonte, 1800 dipendenti. Secondo noi questo è solo un inizio e ci troveremo a dover affrontare altre aziende come queste che non riapriranno, e perciò un impatto devastante rispetto ai lavoratori del settore, perché comunque dovremo affrontare un sacco di licenziamenti e un sacco di procedure di mobilità. Questo è per quanto riguarda una fotografia. Il nostro interesse all'oggi è ragionare rispetto ai comitati di sicurezza e ragionare con le aziende, ci stiamo già muovendo per come aprire in sicurezza. Negozi con i plexiglass, dispositivi di protezione, l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, sono delle cose che sembrano semplici, ma vista la nostra parcellizzazione del settore non sarà di facile attuazione. Aziende che vanno da 1-2 lavoratori ai 1000, ai 2000 sul livello nazionale, vuol dire che i nostri funzionari a livello territoriale faranno ben fatica a controllare e a vigilare rispetto alla sicurezza di tutti gli operatori. Poi magari se ci sono delle domande possiamo approfondire. Io vorrei passare adesso al secondo settore, che è quello del multiservizi. Multiservizi vuol dire le nostre donne, i nostri uomini, principalmente donne, del pulimento. Sono quelle lavoratrici che noi chiamiamo invisibili, che lavorano all'interno dell'ospedale, fanno le pulizie, lavorano in tutti quei luoghi dove noi non ci accorgiamo neanche che ci sono.
Queste lavoratrici per i 2/3 sono rimaste al lavoro per dare la possibilità di curare i malati all'interno degli ospedali, pulire gli ambienti, sanificare gli ambienti dalla presenza del virus, però a differenza dei lavoratori dell'ospedale, molto spesso con delle condizioni di sicurezza nettamente inferiori. Avevamo già iniziato un po' in tutto il Veneto prima del coronavirus a partire, siamo partiti con una campagna questioni di salute insieme alla funzione pubblica, insieme alle camere del lavoro, per vedere se le condizioni di sicurezza all'interno degli ospedali erano uguali per tutti. Non sono uguali per tutti. Ci sono condizioni di sicurezza dettate dalle normative di sicurezza dell'ospedale, dove vengono controllati e monitorate le condizioni di sicurezza dei medici, degli infermieri, e già in questo periodo abbiamo visto le defaillance del sistema. Nettamente inferiori sono quelle che pensano alla ristorazione e al pulimento. Sono i lavoratori in appalto. I lavoratori in appalto dipendono da un'altra azienda e molto spesso non vengono fatti i controlli e non hanno i dispositivi di sicurezza come i medici, come le infermiere. Noi abbiamo posto la nostra attenzione su questi perché sono le persone più fragili. Poche ore lavorano a fianco, però non a fianco di tutti quanti, ma non hanno una sicurezza come gli altri. Ci siamo confrontati con Regione Veneto all'interno di un tavolo che la CGIL regionale ha voluto insieme alla funzione pubblica, insieme ai pensionati, perché sono necessarie anche le tutele degli ospiti rispetto alle case di riposo. Case di riposo, ospedali hanno le stesse necessità. Tutelare i lavoratori, perché non ci sono lavoratori diversi che lavorano nello stesso luogo. Tutti quanti devono avere le stesse protezioni e tutti quanti devono poter fare avere i tamponi in ugual misura. E ricordiamoci che questi lavoratori, come anche quelli degli alimentari che hanno lavorato in questo periodo, sono principalmente donne, perché nei nostri settori la maggior parte, il 70% dei nostri iscritti, il 70% dei lavoratori che tuteliamo sono donne. Ecco, con la chiusura delle scuole ci siamo ritrovati di fronte anche a una necessità di una difficile conciliazione rispetto alla necessità di andare a lavorare e la tutela dei figli. I nonni in questo momento erano lontani perché per paura di attaccare a loro, perché sono le persone più fragili, e una difficoltà nella conciliazione che continuerà continuerà successivamente, perché se le scuole riprendono in settembre o quando sarà un problema sociale, è un problema che ricadrà tutto sulle donne. Ritornando a quello che abbiamo chiesto alla Regione Veneto, è dispositivi uguali per tutti, ma anche tamponi per tutti i dipendenti, che siano lavoratori pubblici e che siano lavoratori privati. Non ci devono essere differenze di trattamento rispetto a un unico sito di lavoro, che si chiami casa di cura, che si chiami ospedale, che si chiami supermercato, con le imprese di pulizie, stessi lavoratori, tutti quanti devono avere le stesse protezioni. Questo è in sintesi quello che abbiamo cercato di fare. L'ultimo settore è quello più fortemente attaccato, è il settore del turismo. Allora, settore del turismo, in Veneto, il Veneto è la prima regione in Italia per presenze turistiche. Noi progettiamo circa il 15% del PIL della nostra regione contro l'11% nazionale. Le imprese in Veneto sono circa 35.500, gli addetti sono più di 200.000. La produzione del settore del turismo ha una produzione che fattura 7 miliardi di euro, fa girare 7 miliardi di euro. Come sono costruite le tipologie delle nostre aziende? Beh, diciamo che il 73% delle aziende riguardano la ristorazione, il 12% gli alloggi, cioè gli alberghi a vario titolo, dal bed and breakfast alla grande catena, il 6% i trasporti, il 6% pure le agenzie di viaggio e il 3%
le attività ricreative. L'anno scorso, i dati dell'anno scorso ci dicono che la presenza del turismo in Veneto è stato di 69 milioni di turisti. Cifre importanti che vengono spazzate via immediatamente, e tutto un anno di organizzazione turistica non darà più frutti, perché comunque la stagione è passata. Abbiamo in questa regione avevamo il turismo legato al mare, legato alla montagna, legato alle terme, legato al lago. Tutto questo è stato spazzato via con una difficile riorganizzazione. Per giunta, nella nostra regione, come dove c'è il turismo, oltre ai lavoratori fissi, una buona parte dei lavoratori sono lavoratori stagionali. Nella nostra regione i lavoratori stagionali sono circa 110.000. 110.000 persone, lavoratori, che non hanno più una continuità lavorativa, che sono andati in NASPI o hanno lavorato da un'altra parte, da cui si aggiungono anche 35.000 lavoratori della filiera del commercio e della logistica dei servizi. Noi abbiamo cercato di fare anche delle stime. Gli stipendi pagati per questi lavoratori stagionali era circa di 560-600 milioni di euro. 600 milioni di euro che non vengono erogati e che non entrano nelle tasche di questi lavoratori, abituati magari a passare da un lavoro stagionale all'altro. Le stagioni sono diventate più brevi, però nella nostra regione ci potevamo permettere di fare una stagione estiva e poi una stagione invernale. Tutto questo si sono persi. Cosa abbiamo cercato di fare? Allora, la prima cosa che abbiamo cercato di fare è cercare di intanto organizzarci con la regione per sollecitare il MIGBAT a prendere in considerazione quelle che sono ricadute nel settore. Perciò un sostegno alle aziende, dalle piccole alle medie alle grandi imprese, ma anche un sostegno ai lavoratori. Non sono più sufficienti 600 euro per gli stagionali, e già con i 600 euro degli stagionali molti sono i nostri lavoratori, quelli che che entrano nelle nostre sedi tutti i giorni per le domande di disoccupazione, e noi abbiamo inviato 20.000 sms a tutti i nostri lavoratori per aiutarli a chiedere il sostegno, il sussidio dei 600 euro. Questo è il primo passo. Noi cercheremo da una parte di dare una mano ai lavoratori che si sono trovati senza un reddito, e di contro a confrontarci con Regione e il governo per delle misure in sostegno di un lavoro che si è perso, e una riprogrammazione che necessariamente è dovuta. Il sostegno dei lavoratori, come il sussidio dei 600 euro, ha coperto una parte non totalizzante di tutti i lavoratori, perché guardando i codici Ateco mancano moltissimi lavoratori. Ad esempio mancano i lavoratori dei parchi. Noi abbiamo Gardaland, i parchi tematici, tutti quei lavoratori che lavorano in quelle realtà non sono compresi nei sussidi. Come non sono compresi anche la stagionalità dei negozi che aprono mare e montagna solo per un periodo definito, e come tutti i servizi alla persona. Come vedete, 3 settori importanti, magari settori fortemente impattati dalla situazione di criticità sanitaria, che sicuramente per una buona parte, sia il settore commercio che il settore turismo, perderanno il lavoro. Sicuramente non fino da giugno, dopo, ma comunque non avranno più un lavoro. Mentre per quanto riguarda i lavoratori del multiservizi, continueranno a lavorare, essendo sempre degli invisibili, poco riconosciuti nel loro lavoro, e con delle condizioni di lavoro sempre inferiori, a meno che noi non ci muoviamo continuamente per richiedere le giuste tutele e la giusta retribuzione di queste persone. E mi fermo qui. Grazie mille per il tuo intervento. Abbiamo ricevuto delle domande, poi semmai
le vediamo insieme dopo il primo giro di intervento. Adesso darei la parola ad Andrea Gambillara, segretario generale della FLAI CGIL del Veneto, categoria che organizza i lavoratori agricoli e i lavoratori dell'industria agroalimentare. Buon pomeriggio Andrea. Ciao Sara, grazie a Rifondazione per l'invito, saluto tutti. Ti ringrazio per l'imbeccata, in realtà il settore che noi cerchiamo di rappresentare non riguarda solo l'agricoltura e non riguarda solo l'industria alimentare, ma riguarda anche ampi settori che si occupano di ambiente, quindi parlo dei servizi forestali, non le guardie forestali, ma gli operai forestali, i consorzi di bonifica e le varie associazioni o comunque filiere di servizio alle attività agricole. E diciamo che nel Veneto, includendo l'industria, i vari settori del comparto agricolo, l'artigianato e le piccole e medie industrie che non sono artigianali, stiamo parlando di circa 130.000 lavoratori, 15.000 nell'artigianato, 47.000 nell'industria, parlando di produzione, perché vedete il settore agroindustriale nel Veneto, inteso nel suo complesso, si interseca anche con le attività di distribuzione, quindi con le attività seguite, diciamo, da Cecilia e insieme rispetto all'agroindustria copriamo 309.000 lavoratori. Qual è la condizione che si è avuta con l'impatto rispetto alla pandemia? Tutti i codici Ateco, eccettuato quello dei forestali che poi è stato reinserito dopo poco, tutti i codici Ateco di questo settore sono attivi dal primo momento e quindi l'impatto con i lavoratori è stato nei termini della gestione della sicurezza, non del apriamo, chiudiamo, sospendiamo. Questo per la quasi totalità, perché in realtà c'è una quota di attività che pur rientrando in questo settore risultano chiuse. Per esempio le pasticcerie. Le pasticcerie sono equiparate agli esercizi pubblici, ai bar e ai ristoranti e dal primo momento sono inattive. Queste sono concentrate prevalentemente nell'artigianato. Quindi una buona parte di quei 15.000 sono inattivi e sono in sospensione dal primo momento. Considerando il settore artigianale nel suo complesso, non solo nel settore agroindustriale, ci sono 65.000 persone, lavoratori, che sono sospese nell'attività. E questo in una condizione di grande difficoltà anche di sostegno del reddito. Perché vedete, quelle osservazioni che io vorrei fare adesso, cercando di non andare troppo saltando di palo in frasca, è che la pandemia ha accelerato non l'evidenziazione, la constatazione di una serie di elementi del mondo del lavoro che noi segnalavamo da tempo come criticità strutturali e le sta toccando con mano e sta creando dei danni che poi valuteremo solo in seguito quanto potremmo essere in grado di recuperare o se diventeranno permanenti. Stavo dicendo che il primo impatto rispetto alla praticamente totale continuità lavorativa in questo settore ha comportato un grande lavoro a distanza, tra l'altro, con un grande impegno all'interno delle fabbriche dei delegati, chiaramente dove siamo presenti, perché nella realtà dove non siamo presenti le informazioni e la verifica può essere solo ipotetica, non può essere verificata concretamente. Un grande timore dei lavoratori anche in presenza di un immediato adeguamento alle contromisure. C'è stata di contro in alcune aziende una difficoltà a sfruttare questa condizione in due direzioni, grosso modo. Quella di non considerare gli obblighi, e lì si è dovuti intervenire con i mezzi che abbiamo, cioè ricorrendo alle denunce alle autorità sanitarie e ai prefetti, e altre hanno cercato di imporre invece a una condivisione che portasse a delle soluzioni
delle soluzioni preconfezionate e molto spesso irricevibili. Vedete, nella realtà della produzione di materie di generi alimentari, in particolare della trasformazione, mi concentro sulla trasformazione, poi parlo della produzione, cioè dell'agricoltura, esistono una varietà di situazioni per dimensione, per struttura aziendale, per caratteristiche produttive, tali per cui solo chi conosce esattamente realtà per realtà riesce a produrre dei protocolli efficaci. Non possiamo immaginare un protocollo uguale per tutti, cioè un protocollo quadro che poi va implementato. È chiaro che essendo produzioni di generi essenziali, abbiamo dovuto organizzare la sicurezza in termini di mantenimento della produzione. Cecilia diceva ricade sulla produzione e su chi gestisce il commercio il timore, il panico che questa pandemia sanitaria diventi un'emergenza alimentare. Su questo abbiamo provato anche a organizzare una campagna informativa subito dopo gli episodi che con semplici annunci hanno determinato le lunghe code che abbiamo visto in TV, se non proprio dal vero, alle catene di supermercati e lo svuotamento degli scaffali, che chiaramente hanno avuto una ripercussione immediata, in tempo reale, perché nella produzione alimentare si lavora just in time da decenni e questo è uno dei temi che dovremmo affrontare se questa modalità produttiva può e potrà essere sostenibile o invece, come diciamo noi, dovrà essere modificata. E quindi ha avuto una ricaduta immediata e anche lì abbiamo dovuto gestire dove siamo presenti perché chiaramente le aziende tendono a dare, nonostante la situazione in cui ci troviamo, una preeminenza agli aspetti di bilancio e agli aspetti produttivi e agli aspetti di relazione commerciale con quelli che sono gli acquirenti. In questo momento invece come attività noi siamo assolutamente concentrati sulla gestione del rischio, quindi del non contagio, che nel caso concreto si è realizzato attraverso soluzioni che hanno ridotto la velocità di produzione, hanno rimodulato gli orari, hanno dotato, e questo con grande difficoltà e in certi casi anche di approvvigionamento, di appositi DPI tutti i lavoratori, e quando dico tutti intendo non solo quelli impiegati direttamente nella produzione, ma anche quelli collegati, perché i numeri che così sinteticamente vi dicevo prima si riferiscono solo alle attività dirette. In realtà, soprattutto nelle grandi fabbriche, molte attività di logistica sono terzializzate, quindi diciamo che a uno stabilimento centrale c'è un contorno di attività legate ad altre società e anche questi lavoratori vanno tutelati e messi in sicurezza e hanno di riflesso delle condizioni di lavoro che vanno adeguate alla pandemia e alle nuove condizioni. Voglio fare un passaggio sull'agricoltura, agricoltura che nel Veneto, diciamo che per quello che riguarda i contratti regolari e per i soli dipendenti riguarda più di 70.000 persone. Di questi un buon 90% sono strutturalmente con contratto stagionale, perché l'agricoltura vive di normative che risalgono agli anni 50 e lavorano in una condizione di estrema frammentazione aziendale perché in realtà la percentuale di aziende di una certa dimensione nel settore agricolo veneto è molto contenuta. Ecco che allora in realtà il tema della sicurezza in agricoltura non è stato ancora completamente risolto ed affrontato anche perché le attività agricole in realtà stanno ponendo il tema della stagionalità negli ultimi 15 giorni prima
avevano un'attività stagionalmente ridotta. Abbiamo una considerazione che riguarda il confine tra commercio e attività agricola e attività di trasformazione per tutto quell'ampio settore che riguarda gli agriturismi, che è molto sviluppato qui nel Veneto, soprattutto anche molta presenza di attività giovani e un po' perché hanno un'attività iniziata da poco, un po' perché non hanno diciamo una dimensione, vivono in maniera particolare le conseguenze della ricaduta economica di questa pandemia. Ricaduta economica che però comincia a farsi sentire anche nella grande e media industria, non tanto da un punto di vista della gestione del rischio, ma da un punto di vista proprio di ricadute rispetto al calo del commercio, soprattutto internazionale, perché forse non l'ho detto, ma sia l'industria alimentare sia l'attività agricola veneta si collocano nei primi 3-4 posti a livello nazionale e hanno un'assoluta posizione di predominanza rispetto ad altre regioni per lo sviluppo del commercio estero. Ecco che allora la condizione che noi stiamo vivendo è quella di gestione della sicurezza per tutte quelle attività che sono la maggioranza e che rimangono aperte, e grande preoccupazione per quelle che sono in sospensione, che mediamente hanno ridotte dimensioni e si intersecano con un settore legato al turismo, che Cecilia ci ha descritto in maniera molto chiara, in una condizione assai preoccupante, e quindi diciamo che il tema di dove siamo è un po' questo. Che cosa ha fatto emergere, ve lo do come punto di vista, questa pandemia? Ha fatto emergere, dicevo prima, tutte le fragilità che vanno sia a livello di struttura aziendale, del fatto che nonostante noi siamo nei primi 3 posti da un livello di industria alimentare, siano presenti dei grossi gruppi, anche multinazionali e internazionali, questi fanno parte, rappresentano solo una piccola realtà. Il grosso è fatto da piccole e medie industrie che, come abbiamo visto, dopo un mese di difficoltà stanno parlando di sostegno perché non hanno la capacità finanziaria di reggere un periodo, quindi diciamo che hanno un problema serio di capitalizzazione, oltre che un problema di struttura in quanto sono molto frammentate, oltre a un problema di rappresentanza in quanto non fanno riferimento in maniera massiva a delle associazioni e che quindi possono, diciamo, avere un riferimento anche per affrontare e porre i loro problemi, ma sono organizzate in una miriade di rappresentanze legate molto spesso anche a semplici consulenti o commercialisti. L'altro è la frammentazione del lavoro. Frammentazione del lavoro legato, se vogliamo, alla stagionalità, ma legato anche a un'impostazione produttiva just in time che oggi esplode in tutta la sua realtà. Esplode in tutta la sua realtà, sia da un punto di vista di risposta con gli ammortizzatori sociali, sia in un ragionamento di prospettiva e di timore che una ridotta attività economica, come sarà, comporti, anche nelle aziende che hanno continuato l'attività, anche nelle aziende che hanno marginalmente contatto con il crollo del turismo, una preoccupazione per i livelli occupazionali. Su questo credo che dobbiamo aggiungere un altro elemento di riflessione,
un elemento che riguarda l'accessibilità delle materie prime a tutti questi soggetti che si trovano in difficoltà con la pandemia. A che cosa mi riferisco? Esco un po' dal mio campo, però siccome ogni 10 giorni vado anch'io a fare la spesa al supermercato, io vedo che nei centri di distribuzione stanno succedendo delle cose. Stanno variando i prezzi, stanno cambiando le quantità delle merci proposte, vedo le private label occupare gli scaffali che prima invece trovavano presenti prodotti di produzione non privata, ma quindi quelli delle nostre aziende produttrici. E credo che su questo forse dovremmo avere anche la possibilità di chiedere dei controlli e degli incroci. Ho cercato di dare un'idea di una realtà molto complessa, di lanciare qualche spunto di riflessione. Vorrei chiudere, sperando di non aver superato troppo il tempo a mia disposizione, con così una battuta d'effetto. Noi da tempo, parlo di noi come attivisti sindacali, visto che stiamo parlando del mondo del lavoro, frequentemente ci trovavamo la risposta: ma il mondo sta cambiando, no? Cioè la globalizzazione, siete vecchi. Ecco, io credo che dalla considerazione il mondo sta cambiando, noi dovremmo tutti come cittadini, come lavoratori, come liberi pensatori, come attivisti, cambiare quella espressione in il mondo è cambiato. Questo ci aiuterebbe a capire che effettivamente noi dobbiamo cominciare a ragionare su logiche diverse. Vi ringrazio. Grazie mille Andrea per il tuo intervento, e adesso darei la parola all'ultima, relazione di questo primo giro, che è Antonio Silvestri, segretario generale della FIOM del Veneto. Grazie Sara, buongiorno a tutti, ciao compagni e compagne. Beh, nella mia relazione ho pensato di appunto svolgerla dividendola in 3 fasi. La prima, la situazione del settore metalmeccanico ante-Covid. La seconda, l'impatto del coronavirus sul settore metalmeccanico. La terza, cosa potrà appunto succedere, cercando ovviamente di stare nei tempi che ci siamo dati. Antecrisi Covid, noi sembra siano passati in realtà secoli, ma nel dicembre del 2019, quindi pochissimi mesi fa, abbiamo commissionato una ricerca sui bilanci delle aziende metalmeccaniche venete, delle aziende con più di 50 dipendenti. E credo che sia utile riscoprire questi numeri anche a fronte del fatto che le richieste delle aziende sull'intervento pubblico si sono fatte molto forti in questi tempi. E noi abbiamo sviluppato come sono andate le cose dal punto di vista appunto dei bilanci, della redditività, degli investimenti e dei salari dei lavoratori nell'epoca che va dal 2010 al 2018, quindi nella fase della crisi dovuta dal crollo della Lehman Brothers, facendo poi un focus sugli ultimi 3 anni del 2015-2018. So che dare i numeri magari può sembrare appunto noioso, però credo che in questo senso possano essere utili anche a rendere meglio appunto l'idea. Cioè, dal 2010 ad oggi i dati che abbiamo appunto raccolto ci dicono questo, che il valore aggiunto, quindi ciò che è stato prodotto dalle aziende metalmeccaniche venete, nella fase, insisto, di crisi, nella fase dal 2010 ad oggi, passa da 4,9 miliardi di euro a 6,7 miliardi di euro. In questa fase storica qua ci sono stati licenziamenti, sono stati ricorsi alla cassa integrazione, c'è stato tutto ciò
e insomma abbiamo visto che il valore aggiunto è cresciuto del 35%. Gli utili netti, cioè quello che poi resta in tasca alle appunto imprese, sono passati da uno 0,58 miliardi, sempre nello stesso lasso di tempo, dallo 0,58 miliardi a 1,17 miliardi, cioè gli utili netti in questa fase in tanta parte occupata dall'appunto crisi, gli utili netti delle aziende sono cresciuti addirittura del 100%. I salari in quel lasso di tempo là invece sono cresciuti in 9 anni del 37%, che al netto dell'appunto inflazione resta pochissima cosa. Gli investimenti, che sono un altro indicatore assolutamente importante, in questa fascia qua sono diminuiti, e le imposte per le aziende sono anche quelle appunto diminuite, sono passate dall'8,4% al 6,4% del valore appunto aggiunto. Insomma, io credo che questi numeri ci dicano cose che noi ovviamente già appunto sapevamo, però scritti e testimoniate appunto con questa compiutezza di dati, ci dicono sostanzialmente che la maggior ricchezza che è stata prodotta non è stata assolutamente redistribuita e nemmeno si è appunto trasformata in investimenti. Anzi, i pochi investimenti che sono stati fatti in tecnologie di informazione fortemente intrecciate però ai nuovi modelli organizzativi, alla lean production e quindi alla rincorsa dell'aumento delle produttività, sono stati spesi per il controllo del decentramento produttivo, sono stati utilizzati per la saturazione dei tempi e pochissimo su innovazione sulla qualità. Quindi sostanzialmente, anche in epoca pre-Covid, insisto, lavoro povero, lavoro precario, pochissimi investimenti, l'unico interesse il profitto, e queste condizioni io credo che abbiano creato le condizioni della crisi che già si stavano determinando. Perché non voglio dimenticare che già nel 2019, insisto anche prima del Covid, i primi segnali di rallentamento e di crisi nel comparto metalmeccanico c'erano già tutti. Penso al settore dell'automotive, che in Veneto conta 10.000 lavoratori. Già quello stava appunto rallentando con percentuali che si avvicinavano al 10%. Tutta la struttura metalmeccanica si era già indebolita nel 2019, i dati che Federmeccanica ha fatto girare ultimamente ci dicono che nell'arco del 2019 nel paese il comparto metalmeccanico era già diminuito del 3% del prodotto della sua produzione. E questo per effetto della riconversione ecologica, in particolar modo della riconversione tedesca, basata sull'automotive appunto, e soprattutto per la debolezza tecnologica del nostro paese. Insomma, già nel 2019 il tessuto industriale, salvo pochissime appunto eccezioni, si basava su una bassa competitività, su una competitività basata esclusivamente sulla compressione dei costi e sulla subfornitura, ed era già fortemente, insisto, esposto ai temi della crisi. Il Covid-19, il coronavirus e la chiusura dei paesi e delle città e delle nazioni ha fatto il resto. E l'impatto che stiamo vivendo oggi è quello che credo che sia sotto gli occhi di tutti. Il tempo come appunto dicevo prima, in epoca di coronavirus passa velocissimo. Devo dire questo, che c'è stata una prima fase in cui si è sostanzialmente fermato un po' tutto. C'è stato il primo decreto del governo che sostanzialmente limitava i contatti personali e quant'altro, però lasciava di fatto aperte integralmente
attività produttive. E devo dire insomma che in quella fase là siamo stati i primi, come appunto FIOM, a partire con delle iniziative di scioperi, ancora prima del primo decreto che poi sospendeva tutte le attività ad eccezione di quelle appunto essenziali. Siamo stati i primi, come FIOM, a partire con una serie di iniziative di scioperi che sono concretizzate poi con la presa di posizione di FIOM Wilma nazionale del 12 marzo, in cui si sono proclamati 10 giorni di sciopero per sospendere le attività. In quella fase sono state determinanti, io credo, le nostre iniziative, perché in quei giorni difficilissimi, ancora insisto, non c'era in quella fase alcun decreto ministeriale, non c'era il protocollo sulla sicurezza. La FIOM in ogni caso, a FIOM.Wilm, abbiamo deciso di partire subito per mettere in sicurezza i lavoratori, e con le nostre iniziative devo dire che già nei primi giorni della crisi siamo stati in grado di mettere appunto in sicurezza oltre 50.000 lavoratori in Veneto, partendo dal presupposto che ovviamente per noi non c'era discussione, prima la salute, poi qualsiasi altro appunto ragionamento. E a me piace pensare che le nostre iniziative, che le iniziative dei delegati della FIOM, della FIOM, abbiano prodotto anche il clima che poi si è concretizzato con il decreto ministeriale del 23 di marzo e con la chiusura appunto delle attività non essenziali, e poi anche il protocollo per la stessa sicurezza. Se io penso al primo decreto, quello appunto di fine marzo, in realtà se si fossero rispettate integralmente le disposizioni di quel decreto, e quindi il rispetto integrale dei codici Ateco che là erano appunto previsti, i lavoratori metalmeccanici veneti che avevano la possibilità di lavorare sarebbero stati intorno al 10%, quindi il 90% dell'attività metalmeccanica con quel decreto là doveva essere fermo. Poi è stato modificato, come ben sapete, è stato modificato il 10 aprile, sono state in qualche modo allargate le maglie, perlomeno sul settore metalmeccanico sono stati reinseriti dei codici Ateco che hanno ampliato la possibilità al lavoro, e ha portato appunto questa possibilità a far sì che quasi il 24% circa di lavoratori metalmeccanici potessero lavorare. Non c'è stato solo questo, perché i dati che vi ho appena detto, sia il 10% del primo decreto, sia il 24% dell'ultimo appunto decreto, in realtà sono stati bellamente surclassati da un'evidente falla che c'era su entrambi i decreti, e cioè sulla possibilità di poter derogare, di poter continuare l'attività semplicemente comunicando ai singoli prefetti la volontà di appunto continuare. E questa cosa qua è stata fatta, io credo, in maniera assolutamente irresponsabile dalle appunto aziende, che sono ricorse in massa alla richiesta di deroga. Stiamo parlando di numeri che fino alla scorsa settimana erano di circa 15.000 richieste di aziende che non facevano parte dei codici Ateco per la continuazione lavorativa. In questa settimana si sono sicuramente modificati aumentandoli. Vi do alcuni numeri tanto per farvi appunto un esempio. Per quanto riguarda Verona, siamo passati da 2.600 richieste, che erano già tantissime la scorsa settimana, siamo passati a 3.864. Per quanto riguarda Vicenza, ce n'erano circa 3.000 la scorsa settimana, questa settimana sono passati a 7.000. Nelle altre province immagino che il trend sia comunque questo, ma stiamo comunque, insisto, dicendo che di fatto le aziende hanno già interpretato il superamento della fase 1, e quindi sono già passati sostanzialmente in fase 2. Per questo che credo che il ruolo sindacale oggi sia importantissimo, sia assolutamente fondamentale.
per contrastare questo appunto abuso, per rivendicare la messa in sicurezza fabbrica per fabbrica, perché veramente stiamo discutendo di una fase in cui il contagio sta rallentando ma non è assolutamente superato, e come dice Pulzaia, la fase 2 sostanzialmente c'è già nei fatti, solo che lui ovviamente sostiene questo per liberalizzare ulteriormente. Guardate, in questa fase la FIOM, la SMACGL è stata sotto attacco in particolar modo delle imprese e della Confindustria, proprio partendo dal presupposto che sembrava quasi che il decreto ministeriale sulla sospensione delle attività non essenziali fosse una sorta di esproprio. In realtà, come abbiamo sempre sostenuto, si dovrebbe trattare di una necessaria misura di tutela sanitaria pubblica che, insisto, le imprese stanno irresponsabilmente vanificando. Il nostro ruolo oggi ovviamente è quello, come appunto dicevo prima, di intervenire sulla sua sicurezza. E dico che è complicatissimo, perché se anche qua guardiamo i dati veri, se anche qua ragioniamo di cosa significa sicurezza, insomma ne avremo parecchio da dirsela, insomma. Se penso, ci sono dati che mi sono stati passati da Verona ieri. Se fosse necessario, per mettere in effettiva sicurezza i lavoratori veronesi, se domani si appunto ripartisse come nulla fosse in quella provincia, servirebbero, semplicemente parlando di dispositivi di protezione individuali, servirebbero 90 milioni di mascherine al mese, 90 milioni di mascherine, quelle serie però, non quelle che ci vengono consegnate a casa ultimamente. Servirebbero 38 milioni di paia di guanti. Stiamo parlando solo di un mese, stiamo parlando solo di una sola provincia. Capiamo quindi che garantire oggi appunto sicurezza al lavoro è effettivamente complicatissimo. È per questo che noi stiamo continuando ad insistere per la continuazione della sospensione delle sue attività. Sapendo, entro un attimo anche sul tema di cosa potrà appunto succedere, sapendo che è difficile, che è sicuramente complicato, sapendo che la situazione che stiamo vivendo è drammatica dal punto di vista industriale. Noi non siamo luddisti, noi crediamo che sia necessario ripartire, ma che la ripartenza la possa decidere esclusivamente chi ha l'autorità per farlo, e quindi le autorità sanitarie ed il governo, perché sappiamo, insisto, che la crisi sarà complicata e sarà difficile. Se sono vere le previsioni, le macro previsioni che vengono date, e cioè che nel 2020 l'economia mondiale si contrarrà del 6%, quando nell'epoca della Lehman Brothers la riduzione del PIL fu del 0,6%, tanto per dare le sue dimensioni, e che questa contrazione, che questo impatto nel nostro paese produrrà un meno 9% del PIL, sappiamo bene cosa questo significa, e cosa questo significa in particolar modo per i lavoratori metalmeccanici. Ma nonostante questo, insisto, la nostra linea politica, la nostra linea di principio deve essere necessariamente quella che prima viene appunto salute, che prima viene la sicurezza dei appunto lavoratori. Su cosa succederà è effettivamente difficile prevederlo. Una crisi come questa non l'abbiamo mai appunto vissuta, c'ha delle componenti che sono assolutamente sconosciute, su cui è difficile teorizzare, provare a prevedere il futuro. Quello che posso dire è che il settore metalmeccanico veneto, come dicevo in premessa, è un settore che già di per sé è un settore debole,
appunto settore che è prevalentemente fondato sulla filiera, come filiera di altre appunto economie, penso all'automotive, ma non solo, anche la trattoristica. Facciamo parte di una filiera che però vede il prodotto finito su altri paesi, in Germania piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che la stessa Cina. Noi abbiamo un importante distretto che è quello del Movimento Terra, in particolar modo a Padova. Abbiamo diverse migliaia di lavoratori metalmeccanici che ci lavorano, e se fosse vero quello che viene teorizzato da molti, e cioè che la tensione è quella di ridurre, di accorciare le filiere produttive, e quindi di ricentralizzare attività che sono state date fuori, capite benissimo che insomma, essendo il settore metalmeccanico, come appunto dicevo, fortemente improntato sulla subfornitura, questo comporterebbe veramente un problema gravissimo dal punto di vista industriale. Ma dico che comporterebbe drammi incredibili anche nelle pochissime aziende in realtà che producono e che producono prodotti propri. Penso alla cantieristica, penso alla Fincantieri, che per quanto riguarda il Veneto insomma c'ha un grossissimo impatto. La Fincantieri è fondata sul decentramento produttivo, un decentramento produttivo che sia interno che esterno. Interno perché c'è un grossissimo ricorso agli appunto appalti, e anche qua magari se ce la faccio poi dirò appunto due cose, ma anche un fortissimo decentramento esterno. Lo scafo oggi viene insomma prodotto per larga parte nei cantieri appunto rumeni. Quindi da questo punto di vista io credo che avremmo effettivamente che nel momento in cui la rincorsa al decentramento produttivo si verificasse, ci scontreremo con una realtà assolutamente complicata. Io credo che, e vado velocemente alla conclusione perché immagino di aver preso anche troppo tempo, io credo che il punto vero, insomma, sia che questo passaggio porterà nel mondo effetti che sono ancora imponderabili. Dobbiamo veramente entrare in una logica di ripensamento del modello economico e del modello di appunto sviluppo che ha creato, io credo anche in parte, le condizioni di questa crisi. Questo cambio di paradigma, però, vi dico, sono assolutamente pessimista, nel senso, se vedo anche le iniziative che vengono fatte anche in questa fase, non voglio disconoscere il ruolo del governo per quanto riguarda l'intervento pubblico, però quando vedo che una proposta che io credevo fosse anche fra l'altro abbastanza moderata, quella di Graziano Del Rio, che sostanzialmente prevedeva una tassazione progressiva oltre gli 80.000 euro, un 4% fra gli 80.000 euro e i 100.000 euro, e un 8% oltre il €1.000.000, e questo doveva garantire un gettito di 1.300.000.000 che dovevano essere poi spesi appunto a favore del contrasto alla povertà, e questo è stato sostanzialmente bollato da patrimoniale, bollato come una follia, insomma, e prontamente ritirato. Se queste sono appunto le condizioni, la vedo veramente complicata un superamento del modello di appunto sviluppo che ha caratterizzato questi anni. Io mi fermerei qui, poi se ci sono domande sia qua. Grazie mille Antonio. Chiamerei tutti quanti, diciamo, in linea, perché un po' di domande sono arrivate. Cerchiamo un attimo di dare qualche risposta, per quanto appunto alcune si sovrappongono, altre sono simili, e cerchiamo di
di gestire la cosa nel modo migliore possibile. Visto che appunto sono state fatte in ordine, io inizierei da una domanda specifica, forse più per il comparto turistico, che parla dei bed and breakfast e chiede quali misure sono previste in aiuto ai titolari delle strutture che nel 90% dei casi sono una fonte di reddito importante e che si sono visti come per le aziende venire meno il reddito necessario sia per il mantenimento dei collaboratori sia degli stessi titolari, sia per fronte ai finanziamenti ricevuti dagli istituti di credito. Quindi che misure sono previste per i bed and breakfast, chiedono? Allora, il bed and breakfast, come altre piccole imprese, perché comunque il nostro settore è pieno di imprese piccole così. Mi può venire in mente il piccolo negozio di fiori, tanto per dire, che magari è solo il titolare che lavora e in questo momento magari non lavora, ma ho detto il titolare dei fiori perché comunque è la prima cosa che mi è venuta in mente. Sono tutte le misure a sostegno delle imprese che sono state annunciate e per il momento fanno fatica a partire. Stiamo elaborando con tutte le parti sociali un documento per il settore turismo da presentare alla Regione e al MIBACT proprio per tenere presente le necessità dei lavoratori. Parlavo prima degli stagionali, parlavo prima di tutte le piccole imprese che comunque non ripartiranno, perché una volta ripartita la fase 2, quali saranno le conseguenze per i bed and breakfast, ma come per le altre? Ci sarà la possibilità di aprire e con che condizioni a riaprire? Sarà possibile ripartire in modo parziale o si ripartirà tutto quando e da quando? Perché se magari si ripartirà da settembre-ottobre, parliamo di altri scenari. Ecco, tutte queste proposte a sostegno delle aziende, a sostegno dei lavoratori, come dicevo prima più di 200.000 lavoratori, siamo in attesa di risposte, perché per il momento quello che è mancata è una risposta cogente. L'unica cosa cogente c'è stata una risposta che ha detto la cassa integrazione, però riguarda solo una parte. Nel nostro settore la maggior parte delle aziende, la maggior parte dei lavoratori e lavoratori autonomi sono scoperti. I 600 euro dati una volta, una tanto, non servono assolutamente a nulla. I 600 euro per le partite IVA come per gli stagionali, o c'è un qualcosa di continuativo o sinceramente è un settore che ripartirà dall'anno zero, cioè, dovremmo riconquistare e ricostruire tutto un settore. Un'altra domanda che, diciamo, questa riguarda tutte e tre le realtà, quindi potrebbe rispondere anche Andrea senza problemi. Dice, i lavoratori e le lavoratrici che lavorano in luoghi aperti, quindi che possono essere i campi, ma anche industrie grandi con degli appezzamenti in esterno, devono avere tutti i dispositivi di sicurezza e dovrebbero fare i tamponi? A che punto siamo? È una domanda banale, ma non tanto, nel senso che molti ancora si chiedono queste cose che dovrebbero essere, diciamo, ormai note. Andrea, cosa ci dici? Ha il microfono chiuso? Scusa, Andrea. Sì, ecco, scusami. Niente, per non disturbare l'avevo scritto. Sì, provo a rispondere a una domanda in realtà generale, poi i compagni mi correggono e mi integrano. Allora, io penso che rispetto rispetto della condizione di sicurezza i punti di riferimento siano molto chiari. O c'è una condizione di distanza o c'è una condizione di DP. Quindi il tema in luogo aperto, attenzione, ci sono 10 lavoratori che vanno a raccogliere radicchio. Faccio un esempio molto banale, ma questi dove si cambiano, dove mangiano, dove usano i servizi, allora lì nella condizione di prossimità è chiaro che deve essere continuata la condizione di mancato contagio. Quindi non c'è una risposta precisa. La risposta precisa è che il protocollo specifico per quell'attività deve essere compilato in base a quelle che sono le caratteristiche.
nel rispetto di che cosa? Del contenimento della pandemia e quindi del rispetto della distanza o dell'uso dei DPI. Tamponi. Allora, per quello che so io, i tamponi che sono disponibili in un numero limitato vengono concentrati nei settori dove ci sono gli ammalati, nel settore della sanità, e vengono impiegati, e non so neanche con quali tempi e se sempre, quando venga identificata in qualche luogo una condizione di positività. Cioè, non ci sono tamponi per tutti i lavoratori. Questa cosa non è mai stata fatta e non mi risulta che oggi potremmo anche essere nella condizione di avere le risorse, cioè i tamponi, per poterla eseguire su quelli che sono in attività oggi. Non tanto per la questione che non abbiamo i bastoncini o i cilindretti di plastica, ma per il fatto che al tampone deve conseguire un'analisi, quindi una disponibilità di laboratori, di personale formato, di reagenti, che mi risulta ad oggi sia limitata. Conseguente a questa c'è un'altra domanda che praticamente è sempre sullo stesso tema, che chiede se le aziende sono tenute a fornire i DPI. Anche questo dovrebbe essere ormai assodato. Assolutamente sì. Chiedo a Antonio, ci rispondi tu? Sì. Assolutamente sì, poi bisogna anche vedere di che tipo. Cioè, provo appunto a spiegarlo con un esempio. In Fincantieri stanno ragionando sulla ripartenza. Ripartiranno alcuni lavoratori, sto parlando di Marghera ovviamente, già da lunedì 200 lavoratori, che non sono tantissimi ma non sono nemmeno pochi, e le mascherine che sono state fornite sono state spacciate come dispositivi di protezione individuale. I dispositivi di protezione individuale sono una roba seria. Sono roba seria, non sono adesso, non voglio sottovalutare le mascherine di Zaia, ma i dispositivi sono tutt'altra cosa. I dispositivi sono quelli che sono certificati, sono quelli che proteggono. Non sono i fogli di carta che sono stati passati da Smazaia, non sono quelli che vorrebbe passare la Smart Fincantieri. Per cui devono essere codificati, devono essere certificati e soprattutto devono appunto proteggere. In ogni caso, essendo dispositivi di protezione individuali, sono appunto obbligatori. Una domanda specifica per Cecilia, è arrivata da poco e chiede: lavoro in un ristorante a Venezia, attualmente a casa senza stipendio in attesa di cassa integrazione. Ecco, una volta che il governo ci farà riaprire, il titolare non potrà tenere assunti tutti. Chi rimane senza lavoro avrà ancora diritto ad una cassa integrazione? Premetto dove lavoro, io siamo 5 dipendenti, grazie mille. Allora, intanto noi in questi giorni stiamo firmando i verbali di cassa integrazione, in questo caso è cassa integrazione in deroga, anche per le aziende sotto i 5 dipendenti, che magari ha un unico dipendente, perciò le stiamo facendo questi accordi. Certo che è l'azienda che deve chiedere la cassa integrazione. Quando poi riaprirà, se riaprirà, potrà riaprire con meno persone, e se ha chiesto la cassa integrazione gli altri rimangono in cassa integrazione, oppure se riapre e licenzia alcune persone, quelle andranno in NASP e avranno diritto alla disoccupazione, alla NASPI. Ricordiamoci però una cosa, e mi ha fatto venire in mente proprio il compagno qua che lavora in un ristorante. Questo è il settore, io lo dico in modo provocatorio, delle 50 sfumature di grigio, dove i lavoratori sono assunti a part-time, la maggior parte, specialmente nei ristoranti, e poi invece lavorano 50 ore alla settimana. Perciò tutti questi lavoratori, l'impatto che avranno, che la crisi avrà su questi lavoratori è il doppio, perché se andranno in ammortizzatore sociale, andranno in ammortizzatore solo per quello che è in bianco, e tutto il resto che lavoravano in nero l'hanno perso e non avranno neanche diritto a un ammortizzatore sociale.
Questa è la prossima è una domanda, diciamo, un po' trasversale, soprattutto che colpisce la CGIL in maniera importante, perché chiede quali garanzie di sicurezza sanitaria nelle piccole realtà non sindacalizzate, e questo è un problema reale, nel senso che noi, cioè, come CGIL possiamo parlare di quello che conosciamo e che abbiamo sott'occhio, però le realtà non sindacalizzate sono moltissime. Come è possibile agire in questi casi? Antonio? Guarda, allora, intanto una delle cose che dovrebbe tornare assolutamente utile è quella del rendere legge il protocollo per la sicurezza. Oggi in realtà il protocollo che prevede la distanza sociale, che prevede appunto i dispositivi sanitari, che prevede quindi un'organizzazione del lavoro che debba essere necessariamente sicura, è un accordo tra le parti, non è una legge. Nel momento in cui questo diventasse legge, ovviamente diventa anche più appunto esigibile anche in quelle realtà in cui il sindacato non c'è. Ovviamente invitiamo comunque tutti i lavoratori a segnalare alla CGIL, alle organizzazioni sindacali, quello che accade anche nelle aziende non sindacalizzate, noi sappiamo. E anche è difficilissimo, guardate, è difficilissimo anche nelle aziende sindacalizzate far rispettare i temi della sua sicurezza. Lo era prima del Covid, lo è a maggior ragione oggi. Per cui il fatto di esigere le norme di sicurezza, anche queste, insomma, vi chiediamo veramente di rivolgersi a noi. Questo credo che sia il punto vero. Poi c'è una domanda che riprende un po' quello di cui ci ha parlato Cecilia all'inizio, essendo massiccia la presenza di donne nella categoria della FILCAMS, non ce ne siano, però la FILCAMS coprendo i servizi e soprattutto il commercio ha una grande categoria, e chiedono appunto se riprendono le attività produttive, riaprono tutti, dove si manderanno i figli ancora in età scolare, prescolare, essendo tutti i nidi chiusi, le materne e le scuole? Come si pensa di risolvere questa emergenza e questa necessità? Ma il problema della conciliazione, io l'ho detto fin da subito, è un problema reale, perché porterebbe a un arretramento di quella che è la nostra società. Perché ad oggi non è stato detto niente. Come CGIL, come FILCAMS, noi nei documenti e nei tavoli aperti stiamo cercando di portare avanti quelle che sono le necessità delle lavoratrici madri che non hanno un sostegno, perché non mi mette a dire che il sussidio per la babysitting è una risposta alle necessità. Nei nostri settori molte donne potrebbero lavorare in smart working, e anche qua lo smart working femminile non è lo smart working al maschile, sono due realtà diverse, perché chi sta a casa a lavorare si deve far carico delle cure, della conciliazione dei figli e anche di un lavoro fatto anche da casa, e diventa molto spesso impossibile. Perciò riuscire a ricostruire una società, un modello che includa il lavoro femminile con delle regole che dovranno essere costruite nuove, perché se noi abbiamo bisogno di ricostruire un tessuto sociale, un tessuto lavorativo, non si può non tenere in considerazione il ruolo della donna e il ruolo adesso nella conciliazione per la donna, e questo è specialmente per la nostra categoria una delle cose primarie, perché la nostra categoria è fatta principalmente da donne, e in questo momento lo vediamo nelle donne del multiservizi, le donne nei supermercati, che hanno la paura la sera di ritornare a casa, magari con le poche mascherine, come diceva Antonio, che sono state fornite magari dai datori di lavoro, con la paura di contagiare il resto della famiglia, perché i figli sono a casa, non c'è la possibilità di organizzarsi in modo differente. Perciò questo è il nostro impegno primario, la conciliazione rispetto a una società che è cambiata, e io
spero vivamente che da settembre riaprano le scuole, perché se si aspetta ancora un altro po', qua è un problema grande. Riporto adesso due interventi, diciamo, e poi un'altra domanda e magari poi andiamo verso la chiusura di questa parte. Siamo riusciti a installare i vetri solo minacciando lo sciopero e indicendo assemblea sindacale perché i nostri delegati non hanno mollato di 1 millimetro. Se era per l'azienda, bastava la larghezza della scrivania dello sportello occupa a tutelarci e si lavora in sale d'attesa affollate di persone specialmente anziane, ovviamente con problemi di salute. È invece evidente che il rischio biologico è aumentato rispetto a prima della pandemia. Non solo, ma tanto più negli ospedali. Questo appunto riporta il fatto che anche riportava Antonio, ricorda il fatto che riportava Antonio quanto le battaglie dei delegati e del sindacato sono state importanti per mettere in sicurezza, soprattutto all'inizio, i lavoratori, prima ancora dei vari decreti che in successione sono stati emanati per la tutela dei lavoratori. Giancarlo Garna invece chiede inviterebbe a riflettere sulla condizione del precariato intellettuale, soprattutto legato ai beni culturali e quindi alla cultura e alla sua valorizzazione e fruizione, musei, restauri, guide culturali, museali e archeologi, che diciamo, si ricongiungono un po' anche al discorso del turismo, soprattutto ad esempio gli archeologi coinvolti nelle assistenze sul territorio, legate quindi anche all'edilizia e ai vari quartieri di Posacavi e alla tutela dello stesso. Archeologi professionisti che hanno continuato a lavorare, essendo Ateco 74, sono sostanzialmente obbligati in quanto partite IVA, mentre i funzionari erano in smart working a casa, lavoratori che hanno dovuto procurarsi o non averli i DPI perché le aziende edili non li passavano, categorie di lavoratori che nel rilancio futuro saranno indispensabili anche e soprattutto nel comparto culturale e turistico, dicevamo, su cui invito a puntare di più e a considerare maggiormente nei progetti futuri di tutela e che necessitano di maggiore attenzione e diritti. Quindi di maggiore attenzione ai diritti. In più, qui invece riprendiamo il discorso legato più ai lavoratori stagionali, ma non solo, stagionali invisibili, e si parla appunto che sta succedendo ai lavoratori marginali, gli invisibili del lavoro e gli invisibili sociali legati al lavoro nero, il lavoro sottopagato, sia nel comparto dell'agricoltura che in quello del turismo e dei servizi. Chiederei ad Andrea di rispondere, poi magari anche a Cecilia. No, è un problema qui che è duplice perché è nell'ambito del lavoro ma anche nell'ambito della tutela dei diritti sociali, no? E allora il settore agricolo vive di contributo straniero perché la media nazionale è del 54%, cioè i prodotti italiani che noi mangiamo al 54% sono prodotti, media nazionale, sono prodotti da lavoratori stranieri. Questo tra quelli regolari. Ci sono poi gli irregolari, ok? La questione degli irregolari c'è stata e c'è anche nel Veneto, non c'è solo nelle altre regioni. Ecco perché noi stiamo chiedendo da immediatamente dopo la pandemia, anche per la tutela sanitaria di questi soggetti, che altrimenti sono invisibili anche da quel punto di vista lì, non solo dal punto di vista di regolarità di lavoro, di sostentamento economico, di fare una sanatoria, di riportarli alla luce della società regolarizzandoli, anche perché molti di questi spesso sono semplicemente dei richiedenti asilo che sono stati bocciati dalle commissioni territoriali, quindi sono dei soggetti che anche in condizioni normali non potrebbero ritornare nel loro paese, posto che oggi con 178 paesi nella pandemia non c'è nessun soggetto che possa tornare nel proprio paese se qualcuno avesse in mente, voglio dire, questa soluzione. E aggiungo e mi collego perché di fianco alla questione degli irregolari c'è anche la questione della deroga
a quello che è la contrattualità e a quello che sono i diritti, con la vergognosa proposta della reintroduzione dei voucher a partire dall'agricoltura. Cioè, allora, mi collego a quello che diceva prima Antonio, se la classe imprenditoriale è quella che presenta centinaia di richieste di apertura al giorno, è quella che chiede deroghe contrattuali, è quella che si muove in questa direzione qua, quando abbiamo anche dei protocolli di sicurezza con la difficoltà anche di attuarli, noi una considerazione la dobbiamo fare. Noi cioè la dobbiamo fare complessivamente, perché nell'attività sindacale noi la facciamo più volte al giorno questa cosa qui, no? Perché è proprio nella misura dell'attività che noi facciamo che ci scontriamo con questo e che cerchiamo di dare delle risposte. Non so se la risposta che ho dato è sufficiente e chiara, mi fermerei qua. Sì, Cecilia, hai qualcosa da aggiungere? Beh, oltre a quello che ha già detto Andrea, irregolari ne abbiamo tantissimi nel turismo, come ho già detto prima, sia per le condizioni di lavoro più svantaggiate negli ultimi anni. Faccio un esempio: chi andava a fare una stagione prima aveva vitto e alloggio, cioè andavo a lavorare in un albergo, avevo la mia stanza e mangiavo lì. Ultimamente non è così, perché si affittano oppure mettono in vendita anche la camera dei camerieri, tanto per dire, e perciò le condizioni economiche sono sempre più povere. Però io tirerei fuori anche un altro settore: gli irregolari, i lavoratori stranieri, i migranti, quelli che noi non vediamo, gli invisibili sono le badanti, quelli che in questo periodo si sono presi cura dei nostri casi, dei nostri cari. Una buona parte di queste sono irregolari, come ha già detto Andrea, e questi irregolari ci vorrebbe una sanatoria per regolarizzare e sistemare le condizioni, e magari fare come adesso è all'attenzione, non è ancora stata presa in considerazione, una cassa integrazione più snella, cassa integrazione in deroga più snella anche per le lavoratrici domestiche che in questo periodo non possono andare a lavorare. Le badanti molto spesso adesso sono a casa senza nessun reddito. Ecco, questo è l'esempio classico di come sappiamo fare male le cose in Italia, senza prenderci cura delle persone che vengono qui e che noi vogliamo fortemente e maltrattiamo. Ma oltre a questo si era paventato un decreto di aprile che non sta arrivando, che avrebbe dovuto aiutare proprio quelle categorie di lavoratori più deboli, più fragili, dalle collaboratrici domestiche al lavoro nero, ai lavoratori stagionali, e invece siamo ancora bloccati su una situazione che parla, appunto, viene in una domanda di cosiddetta fase 2. Tutti i media sono ormai concentrati sulla cosiddetta fase 2. Cosa ne pensate voi, dirigenti sindacali, degli scenari futuri che troppi esperti raffigurano in TV, sui giornali e nei social? Io direi una battuta veloce di ognuno di voi e poi se sforiamo passerei direttamente la parola a Paolo. Intanto su questi scenari futuristici, come li vediamo calati nella realtà? Sì, grazie Antonio. Facciamo un giro. Sì, velocissimo. Avevo già provato appunto a dirlo prima, nel senso che in realtà la fase 2 è già molto ben presente, nel senso, se penso al comparto metalmeccanico, oggi oltre il 50% delle aziende sono al suo lavoro, quindi siamo già su una fase 2 già ben marcata. Il punto vero è cosa produrrà questo. Provo a spiegarlo con un esempio che magari si allaccia con una delle domande fatte prima per quanto riguarda i tamponi o i test. In un'azienda metalmeccanica bellunese qualche giorno fa quella appunto azienda ha proposto volontariamente il test sierologico ai propri dipendenti. È una grossa azienda, sono 600 lavoratori che ci operano. Ora stanno lavorando in 120 per la crisi sostanzialmente. Alcuni di questi sono stati fatti, appunto, è stato fatto il test. Su un centinaio circa di lavoratori che volontariamente se lo sono fatti fare, hanno trovato 4 lavoratori positivi
e asintomatici. Ovviamente questi lavoratori hanno fatto tempo a lavorare a fianco, anche se per pochissimo tempo, in realtà con altri lavoratori. Quindi il tema vero, insisto, non è la fase 2, quando si... Il tema è che garanzie abbiamo per ripartire in sicurezza. Ad oggi queste garanzie non ci sono. Ad oggi queste garanzie a tutti gli effetti non ci sono. Per cui bisognerà effettivamente immaginare una ripartenza che sia modulata partendo dalla priorità della sicurezza, e per fare questo bisognerà veramente ragionare dell'organizzazione del lavoro delle fabbriche, di come articolare gli orari, di come ridurre le affluenze, di che trasporti, di che tipo di trasporti immaginiamo. Adesso io faccio sempre questo esempio qua perché è utile, perché credo che renda appunto l'immagine. Eh, quando si parla di grossi appunto agglomerati produttivi, e penso alla Somafin-Cantieri, sono 5.000 lavoratori che lavorano dentro a quel cantiere là, 5.000 lavoratori che arrivano da tutta Venezia, da altre insomma, province, eccetera. Quindi oltre il lavoro oltre a garantire il lavoro sicuro all'interno del cantiere, ma potrebbe essere di qualsiasi altra fabbrica, bisogna proprio immaginare anche un servizio pubblico diverso. Questo credo che siano punti che ad oggi non sono presenti sul dibattito politico. Cecilia? Allora, tutti stiamo pensando alla fase 2. Se io ho una visualizzazione, mi immagino una chiave che entra e apre quel negozio, apre quel cancello. Bene, allora io vorrei pensare alla fase 3. Nessuno può rimanere indietro. E per nessuno può rimanere indietro vuol dire io penso alla sicurezza delle mie persone, io penso alla tutela del reddito, io penso a un modello nuovo di organizzazione che sia nel settore del commercio, come organizzare il commercio, non nei centri commerciali, magari meno, e nelle città, nei multiservizi, la tutela del lavoratore che deve essere uguale al lavoratore dei pubblici servizi, perciò l'infermiere, il medico e quello del CUP come il lavoratore che fa il pulimento deve avere le stesse tutele, gli stessi diritti e anche la stessa parte economica, perciò una parte economica, un incentivo dato a chi ha lavorato anche in questo periodo e una ripartenza di un settore del turismo che deve ripartire con un modello più equo dove il lavoro nero non può esistere in questo settore con questo PIL come aveva prima. Perciò io voglio ripartire a pensare e riorganizzare con tutte le istituzioni, che sia una regione, che sia il ministero, che sia le parti sociali, la bilateralità per riorganizzare un modello diverso di società, un modello diverso nei nostri settori. Andrea. Sì, io faccio una battuta anch'io, ne faccio due. Beh, intanto stiamo scoprendo, o meno l'opinione pubblica credo si stia rendendo conto che il mondo del lavoro non è fatto solo di influencer, ma ci sono soggetti in carne ed ossa. Cioè non è una questione, parlare del mondo del lavoro richiede una concretezza e una consapevolezza che per esempio il termine operai esiste ancora in termini di milioni di soggetti. Ok, l'altra questione che voglio dire è che forse dobbiamo chiarirci su che cosa intendiamo per fase 2, perché per qualcuno la fase 2 è il ritorno alla normalità e allora lì invece no, non è esattamente così. Torno sulla battuta che ho fatto nel mio intervento iniziale, dobbiamo cominciare a dirci l'un l'altro, il mondo è cambiato. Perché vi ricordo che nel 1919, l'epidemia di Spagnola si pensava conclusa e l'epidemia di ritorno è costata la vita al 30% della popolazione che c'era allora in Italia. Il mondo è cambiato, da un punto di vista sindacale il mondo del lavoro deve renderci conto che il mondo è cambiato, ma la società stessa, perché nel momento in cui parliamo di trasporti, in cui parliamo del superamento del lavoro nero, dobbiamo renderci conto che il mondo è cambiato, dotarci di una visione e di strumenti assolutamente nuovi. Grazie. Allora, c'è un'ultima domanda che è arrivata da poco che mi sembrava molto interessante dal punto di vista del mondo sindacale,
che vi pongo visto che abbiamo qualche minuto ancora, e dice: le commissioni di controllo obbligatorio in tutte le aziende che ripartono, quindi di qualsiasi settore, obbligano la presenza di un rappresentante dei lavoratori anche in aziende senza la presenza del sindacato, con uguali poteri e veti dei rappresentanti dell'azienda. Non potrebbe essere un modo per poter intervenire anche nelle aziende non sindacali? Cioè una testa, diciamo, d'ariete per riuscire a entrare dove per il momento non si è ancora? Tanto rispondo io per i miei settori. Noi lo facciamo già, lo facciamo con il rappresentante della sicurezza territoriale, attraverso anche la bilateralità. Noi siamo all'interno della bilateralità e perciò i comitati, ma anche i protocolli di sicurezza li stiamo già definendo, e non valgono solo per quelle aziende dove noi ci siamo, che sono una minima parte, ma per tutte le aziende afferenti a quel contratto. E perciò dopo devono essere coniugate in tutte le aziende. Cos'è che manca poi? La verifica, perché riuscire a costruire quei protocolli, che come ha detto già qualcuno, poi devono essere costruiti come una seconda pelle, perché ogni azienda è diversa dalle altre, avendo delle realtà così piccole, non è che costruisci un modello e dopo va bene per tutti, ma è il controllo, e purtroppo là dobbiamo intervenire noi come organizzazioni sindacali, con lo SPISAL e con tutti gli altri, per cercare di aumentare i controlli nelle aziende, fatti a campione come si vuole, ma che devono rappresentare tutti i tessuti produttivi. Antonio, Andrea, volete? Assolutamente sì, no, beh, insomma, la sua domanda che fa Marco Di Stefano, che fra l'altro conosco e appunto saluto, è assolutamente puntuale. Insomma, il punto però io credo sia quello che appunto dicevo prima, nel senso che non dobbiamo pensare che di utilizzare questi strumenti per l'allargamento dell'appunto rappresentanza sindacale. Questi strumenti servono per garantire la sua sicurezza, quindi interpreto la sua appunto domanda come una richiesta di uno strumento aggiuntivo. Se questa la domanda, va benissimo, ovviamente, ci mancherebbe, ma le commissioni devono funzionare, le commissioni devono lavorare dal punto di vista del rispetto del protocollo. Poi c'è un altro tema che credo che sia importante chiarire, che è il ruolo dello SPISAL. Io non metto in discussione, ci mancherebbe, i lavoratori della prevenzione appunto SPISAL. So che hanno fatto e che stanno facendo un lavoro enorme, ma si corre il rischio che, se le visite ispettive sono come quelle che sono state fatte nell'arco degli ultimi tempi, in maniera molto massiccia, devo dire, però sono state visite relativamente brevi e molto formali, in realtà si corre appunto il pericolo di certificare delle situazioni che invece, come diceva Cecilia prima, abbisognano veramente di un intervento sindacale e di un controllo molto specifico. Tanto per essere chiari, non è sufficiente verificare se nella visita, nel momento in cui il controllo, se viene rispettata la sua distanza del metro e mezzo tra un lavoratore e l'altro. Per garantire la sua sicurezza, quella vera, è necessario una vera discussione su come si lavora, e temo che lo SPISAL oggi non abbia la possibilità di farlo per la carenza di numeri e anche, dico, per la specificità che questo tema assume. Per Andrea è arrivata una domanda specifica, è un po', diciamo, mette sul piano i rapporti di forza fra lavoratori e imprenditori, e ci chiede: una nota marca di prodotti alimentari freschi ha dato un premio alle lavoratrici e lavoratori che rimanevano a lavorare. Quei lavoratori avrebbero comunque dovuto lavorare. Come mai secondo lei quell'imprenditore ha dato quel premio? Cosa, diciamo, c'è sotto? Sì, guarda, intanto non è un imprenditore, ma a quell'imprenditore hanno fatto seguito vari altri, sì, vari altri. Ed è un terreno anche abbastanza minato da gestire anche con i lavoratori, sai, perché quando arrivano in busta paga dei soldini in più,
dire ma hai pensato a cosa significa diventa da gestire con delicatezza. Allora guarda, ci sono varie situazioni e varie risposte che posso dare, perché c'è chi l'ha fatto abbinandolo a donazioni che poi ha pubblicizzato e quindi con un effetto anche di autopubblicità. C'è chi l'ha fatto per vincere la forte pressione che c'è nelle fabbriche all'assenteismo per il timore, soprattutto in certe aziende, e c'è chi l'ha fatto da sindacalista veri con qualche pelo in bianco, perché questo è un investimento rispetto anche a quei momenti, sai, di accesa discussione quando ci sono da rinnovare i contratti, che magari si deve mettere in piedi qualche iniziativa. Quando fai tu queste azioni di magnanimità apparente, in realtà la reazione probabilmente non è così forte e così immediata, ci riflettono un momentino. In linea generale io sarei per dire che il salario va discusso e contrattato. Le erogazioni unilaterali, al di là della motivazione che possono avere, forse non sempre sulla media-lunga distanza sono convenienti per i lavoratori. Non so se i compagni sono d'accordo, ma in genere dico quello che penso. Esatto. Diciamo che monetizzare l'insicurezza non è il massimo della vita. Guarda, io mi sono accorta che nelle nostre aziende, che erano quelle delle alimentari aperte, hanno addirittura fatto delle polizze assicurative in caso di positività del siero dal virus e si andavano a finire in ospedale. Io questo l'ho visto come un pararsi rispetto a cause legali e non di certo perché si voleva tenere a conto la salute dei lavoratori. Perciò, come ha detto Andrea, le guarderei molto molto bene queste azioni unilaterali, o le contratti insieme e definisci il perché vengono fatte le cose, o se c'è sempre un secondo fine che non è sempre il più nobile. Bene, le domande sarebbero ancora moltissime, però il tempo è tiranno, come bene si sa, e quindi darei la parola a Paolo Benvenu per le conclusioni di questo incontro e il suo intervento conclusivo. Grazie. Intanto ringrazio Andrea, Antonio e Cecilia per la loro partecipazione sicuramente convinta e di qualità. Noi la apprezziamo moltissimo e ringrazio Sara per la consueta professionalità con cui ha gestito questo confronto. Io credo che conclusioni sia difficile farne, anche perché a mio avviso siamo solo all'inizio di una storia molto complicata e complessa, che può anche avere sbocchi problematici se non drammatici, e sulla quale noi dobbiamo continuare a insistere nell'analisi, nella riflessione e nella capacità di proposta. Mi pare che sia stato segnalato con molta nettezza il fatto che non siamo, per motivi oggettivi ma anche per incapacità materiali e organizzative, in una fase in cui si possa tranquillamente riprendere a lavorare nonostante le insistenze del padronato. Sottolineo il fatto che c'è stato, io credo più che un errore, una scelta pericolosa del governo, che è stata quella di concedere un varco molto importante alle aziende che con una sola semplice comunicazione hanno potuto riprendere l'attività. E sottolineo anche il fatto che c'è una irresponsabilità molto grave di chi dalle istituzioni come Zaia nel Veneto, ma non solo, insomma, Fontana, ma anche altri, insomma, anche sul livello nazionale, parlano, insomma, come di una fase ormai di declino della pandemia e quindi della necessità di rimettersi velocemente al lavoro. Io credo che questa sia una follia.
spero naturalmente che nulla accada e le cose vadano al meglio, però come tanti ho la memoria di quello che è successo a Bergamo, che ancora ai primi di marzo i nostri compagni hanno raccontato, e ci hanno raccontato e hanno raccontato a decine, centinaia di migliaia di persone, insomma, che hanno seguito i video che abbiamo prodotto sulla realtà della bergamasca. Da lì noi abbiamo, come dire, assunto la spinta per sostenere e per partecipare in maniera convintissima alle battaglie che sono state fatte nei luoghi di lavoro perché fossero attive solo le produzioni e i servizi essenziali. Noi non possiamo né dobbiamo dimenticare che, perché su questo dobbiamo avere una memoria veramente ferrea, che lo scoppio della pandemia in questo paese ha origine su scelte politiche e pressioni di Confindustria che hanno imposto di fatto che non si intervenisse all'inizio del contagio in una zona importante del nostro paese. Lo dico perché se si dimentica questo, come si dimentica un pezzo fondamentale della storia di questa vicenda della coronavirus. L'altro punto che voglio sottolineare è che da questa emergenza, scusate il bisticcio di parole, è emerso un fatto che ci voleva occultato, che si è nascosto, e cioè il fatto che è il lavoro che manda avanti il paese. Quello che abbiamo visto in queste settimane e quello che abbiamo percepito tutti, quello che si è chiaramente appalesato, è che senza il lavoro questo paese si ferma. Si ferma la sua capacità di contenere il virus negli ospedali, già disastrati dalle riforme che hanno pesantemente introdotto elementi di privatizzazione nel sistema sanitario e ne hanno ridotto la capacità di risposta. Lo abbiamo visto anche nella capacità del fatto che sono stati i lavoratori che hanno tenuto i supermercati aperti, che ne hanno garantito l'approvvigionamento. Lo abbiamo visto anche nella produzione delle filiere essenziali. Senza il lavoro non si va da nessuna parte, e questo credo che sia un punto rilevante, perché attraverso il lavoro è stato, diciamo così, oscurato pesantemente, e anche attraverso questo oscuramento si è perso il senso del valore e sono passate anche molte politiche che hanno devastato il mercato del lavoro, hanno compresso i salari e tante altre cose che adesso non sto ad elencare. Quindi penso che queste cose vadano consolidate e vadano, come dire, trasformate in un punto di riflessione centrale. L'altra cosa che credo sia assolutamente importante, sulla quale si è soffermata Cecilia, ed è la questione delle donne. In questa condizione in cui siamo, con la ripresa di molte attività produttive e di molti servizi, le donne saranno costrette a un doppio carico di lavoro, non solo a lavorare nella produzione e nei servizi, ma anche ad accollarsi, come facevano prima d'altra parte, ma in misura ancora più importante, del lavoro di produzione. Questo è un tema che io credo vada letto e considerato con grande attenzione. Non è una questione secondaria, è una questione che è centrale nel nostro paese e comunque nella società in generale. Poi c'è un altro tema che è emerso, ed è quello dei lavoratori invisibili, di una massa veramente importante di lavoratrici e lavoratori che sono invisibili o perché semplicemente non hanno i documenti, perché sono invisibili perché sono costretti a lavorare in nero, oppure non potranno nemmeno avere accesso agli ammortizzatori sociali
semplicemente perché avevano contratti di lavoro di 2-3 giorni, 2-3 ore per qualche giorno alla settimana. E comunque se avranno risorse minime disponibili. Questa è un'altra questione di cui ci dobbiamo fare carico. Io penso che anche questa sarà una grande emergenza, un'emergenza sociale che ci dirà della difficoltà di milioni di persone, anche accedendo magari a quote di reddito o di ammortizzatori sociali, comunque di non riuscire a far fronte a quelle che sono le spese necessarie nell'arco di un mese e di una settimana. Insomma, cioè, io penso a quanti non saranno più in grado di pagare affitti, bollette, magari riusciranno a fare la spesa, ma non avranno le risorse per far fronte a tutta un'altra serie di capitoli assolutamente indispensabili della spesa. Io penso che non ci sia altra parola d'ordine ed altra proposta da avanzare su questo terreno che quella di un reddito di cittadinanza esteso a tutte e a tutte, e come dice Cecilia, una sanatoria generalizzata per i lavoratori che sono presenti nel nostro paese e costretti alla clandestinità. Io credo che questo non sia un tema di diritti e soltanto, ma sia un tema che riguarda molto le organizzazioni che difendono e tutelano i lavoratori, la sinistra, insomma quella ancora che sta in campo con idee di sinistra, perché questo sicuramente è un prezzo della classe. Detto questo, io penso che andremo di fronte nel Veneto, e lo devo dire anche più di altre regioni d'Italia, proprio per come è strutturata l'economia di questa regione e la società di questa regione, ha un impatto formidabile di questa crisi della coronavirus. Io credo che ci troveremo di fronte non soltanto a centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori in cassa integrazione, ma anche altrettanti e di più che perderanno il posto di lavoro. Di fatto, moltissimi posti di lavoro sono già scomparsi nei settori di cui, per esempio, dei settori di cui parlava Cecilia, e grosse difficoltà ci saranno anche nel settore della meccanica, forse meno nell'agroalimentare, ma sicuramente nei due settori del turismo, del commercio e della distribuzione, come il settore della meccanica. La stessa internazionalizzazione tanto vantata dell'economia veneta avrà dentro questa crisi un rinculo molto importante. È del tutto evidente che le filiere lunghe della produzione, come dall'altra parte la mobilità grande che la globalizzazione capitalistica aveva prodotto anche attorno alle filiere globali del turismo, subirà una feroce battuta, una formidabile battuta d'arresto. E quindi ci troveremo di fronte a una situazione molto grave. Io credo, faccio solo una notazione, che quello che è stato votato in Parlamento europeo ieri sia proprio una, come dire, neanche un cerotto su una ferita molto grave. Se non ci saranno formidabili interventi di flusso di moneta, di capitali, di risorse dentro l'economia, in particolare su quella italiana, che è la più colpita e sarà quella più in crisi dopo questa vicenda del coronavirus, noi non sapremo dare o dovremmo trovare altre vie per dare risposte ai ceti sociali che vogliamo rappresentare. Abbiamo bisogno di grandi risorse, abbiamo bisogno di grandi risorse per avviare un percorso di riconversione delle economie e delle filiere produttive ed economiche del nostro paese. Abbiamo bisogno di un forte intervento pubblico nell'economia, perché non sarà l'impresa privata a sanare le ferite che si sono determinate sulla stessa base del modello su cui è cresciuta e sviluppata in questi ultimi decenni.
L'intervento pubblico sarà essenziale per garantire insomma anche il recupero di filiere strategiche della produzione nel nostro paese, cosa che i privati, se non avranno, se per questo non determina un profitto, certamente non lo faranno, come è assolutamente indispensabile avviare una riconversione delle produzioni. Prima Antonio parlava della Fincantieri, su questo abbiamo avuto uno scambio di battute anche recentemente. È possibile pensare oggi, dopo quello che è successo con le grandi navi da crociera trasformate in lazzaretti in mezzo al mare, che ci possa essere un grande futuro per la Fincantieri se vuole continuare, cosa che credo molto difficile, a produrre grandi navi? Bisognerà pensare anche su questo terreno una riconversione di queste produzioni. Come ovviamente bisognerà ragionare su tutta una serie di progetti che erano legati sostanzialmente a quel modello appunto di internazionalizzazione dell'economia, sostenuto da grandi opere e da grandi investimenti, insomma, che ruotavano attorno sia alla presunta tendenziale crescita inarrestabile dei volumi dei traffici e del turismo, e che ancora oggi sono come all'ordine del giorno, anzi vengono indicati come obiettivi prioritari per la ripresa. Su questo credo che sia necessario tutti insieme a fare una riflessione. Tutti insieme vuol dire tutte le forze che sono convinte, tutti i soggetti, tutte le persone che sono convinte che questo modello abbia mostrato non solo la sua fragilità, ma anche la sua totale insostenibilità. Noi credo che dovremmo continuare su questo terreno di approfondimento dell'analisi e della riflessione, anche relativamente alla questione dell'agricoltura e delle produzioni alimentari, che troveranno sempre meno lo sbocco sui mercati globali e che dovrebbero anche, come dire, contenere al loro interno una riflessione sul modello di produzione in agricoltura dettato dall'agroindustria e che ha anche non solo effetti devastanti dal lato del lavoro, perché impone ovviamente condizioni di salario e materiali di lavoro assolutamente brutali in molte parti d'Italia, ma anche per la sua insostenibilità dal punto di vista ambientale. Noi non abbiamo molto tempo davanti. I cambiamenti climatici ci parlano di un paio di lustri, di 3 lustri, per prendere decisioni radicali sul modo con cui noi produciamo, consumiamo, su cosa, come e quanto produciamo. E anche questo dovrebbe essere uno stimolo per affrontare in avanti una risposta a questa crisi, che ovviamente sia in questo momento centrata naturalmente e necessariamente sulla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, delle cittadine e i cittadini e del reddito per chi ne è escluso, ma che deve guardare anche in avanti a una alternativa che sia umanamente, non dico neanche più socialmente e ambientalmente sostenibile, ma umanamente sostenibile nel nostro pianeta. Ringrazio tutti. Rifondazione Comunista del Veneto si attiverà ancora per continuare questo tipo di riflessione. Alla prossima e buona giornata a tutti. Siamo stati nelle 2 ore perfetti. Siamo stati perfetti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie anche in fabbrica, Antonio. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao Sara.